Lei alla vigilia aveva detto che si aspettava una Castanese arrabbiata, agguerrita, visto la sconfitta che aveva subito in casa una settimana fa, però probabilmente non si aspettava così tanto. No, no, mi aspettavo così tanto, perché comunque la Castanese era un giocatore di valore, quindi io mi aspettavo una gara del genere, però 2 volte sotto, ripresa, andiamo in vantaggio, mi aspettavo di prendere il terzo gol, quello sì, perché ripeto, l'avevo anche messo bene in campo, e peccato, però mi ha giocato una buona gara, una buona partita, mi sono soddisfatto. Se non ci sono altre domande possiamo salutare il mister Civirati. Prego, Pepe TV. Ecco, comunque diciamo della sconfitta del Magenta guadagna comunque un punto, possiamo dire, nonostante appunto i rigori presi, possiamo parlare di bicchiere mezzo pieno oggi? Sì, quando non perdi comunque guadagni qualcosina, il bicchiere è mezzo pieno. Sarà rammarico, quello sì. Grazie mister Civirati, buona serata a tutti voi. Mister Garavaglia, tecnico della Castanese, mister 3-3 contro i primi in classifica, una grandissima partita dei suoi che hanno avuto prima la forza di portarsi in avanti per 2 volte, poi il doppio pareggio del Pavia che poi è riuscito anche a mettere la testa in avanti, infine l'avete riacciuffata sperando anche in qualcosa di più nel finale. No, devo innanzitutto fare i complimenti al Pavia perché merita il posto in cui è, perché è una grandissima squadra, tantissima qualità. Noi oggi abbiamo giocato alla pari e spero che questo sia un po' il nostro punto di partenza, perché così possiamo mettere in difficoltà chiunque e sicuramente la salvezza con questo atteggiamento arriva. Quindi bella partita, penso che si siano divertiti tutti in tribuna. Il 3-2 io un po' meno, perché abbiamo un po' regalato il terzo gol, però devo solo fare i complimenti a tutti i ragazzi che sono entrati in campo. Ecco, una Castanese così che può avere anche la forza di giocarsela ad armi pari con un Pavia primo in classifica, con un campionato ancora così lungo, dove può arrivare? No, il nostro obiettivo erano superare i 45 punti e rimane ancora quello perché ne abbiamo ancora da strada da fare per arrivare sopra i 45, quindi quello è. Perfetto mister, analisi perfetta, grazie e in bocca al lupo. Grazie a te.